Euroregione.news. Premio Friuli Storia Scuole. Il premio Fondazione Friuli Scuole, promosso dalla Fondazione Friuli per le Scuole, rappresenta la primavera del Premio Friuli Storia perché mette al centro gli studenti di oggi, futuri appassionati della storia e lettori in nuce della giuria popolare del Premio Friuli Storia per le edizioni a venire. Protagonisti dell'edizione 2023 sono stati quest'anno gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado, in particolare di 3 istituti di Tarcento, Pordenone e Cividale del Friuli, che hanno incrociato la ricerca storica alle vicissitudini familiari. Grande festa per tutti al Cinema Visionario di Udine, dove insieme agli studenti si sono ritrovati i loro insegnanti, gli amici, i compagni delle scuole, le famiglie e il pubblico della città. Ha condotto l'evento il direttore del quotidiano Messaggero Veneto Paolo Bonsanchini e nel corso della premiazione il presidente della giuria scientifica professor Andrea Zanini, nel ringraziare i docenti per il loro ruolo di guida nella ricerca e utilizzo corretto delle fonti, ha aggiunto che questo premio riserva sempre sorprese per i risultati che gli studenti raggiungono nell'accostare le dimensioni della storia, quella generale a quella più personale. Il presidente di Fondazione Friuli Giuseppe Morandini ha consegnato i riconoscimenti ai giovani e ai loro insegnanti. Ciascuna scuola vincitrice ha ricevuto per i lavori realizzati un gettone del valore di 1.000 euro per l'acquisto di materiale didattico. Qui ragazzi siamo nel vivaio, prof! Siamo nel vivaio e questi ragazzi, grazie al lavoro che tu hai ricordato bene dei loro professori, si sono interessati di storia della nostra regione e nel momento in cui voi dedicate anche una piccola parte del tempo alla storia della nostra regione, state facendo una grandissima cosa per i nostri territori. Finalmente conosciamo bene, o vogliamo conoscere bene, come siamo arrivati ad oggi. Dico, ma quanto ci stanno insegnando questi ragazzi? Ma vi rendete conto di quanto dobbiamo ascoltarli? E ci mandano dei messaggi fondamentali con i loro lavori. Ma siamo veramente gasati di come sta andando, di come è andato questo bando. Quindi mi raccomando, carichi, caldi, tifo, avrete una grande responsabilità. Vincere. Nel cuore dell'incontro la presentazione dei lavori delle studentesse e degli studenti delle scuole premiate, frutto di studio, ricerche a cavallo fra storia del territorio e memorie familiari. In particolare gli studenti della scuola Camillo di Gaspero di Tarcento hanno tracciato una storia del Friuli in 6 tappe tra passato, presente e futuro, focalizzando nel tempo su cibo, abbigliamento, scuola, lavoro, giochi e lingua. I colleghi della scuola Convitto Paolo Diacono di Cividale hanno invece realizzato un video raccontando e mostrando i giochi che facevano da piccoli i loro nonni, provando a riproporli oggi. E gli studenti della scuola Pasolini di Pordenone si sono divisi fra la classe terza A, che ha prodotto un PowerPoint con link audio per ripercorrere i momenti clou della storia del Friuli, e la classe terza B, che attraverso il lavoro di un'allieva ha raccontato fra storia e memoria la vicenda dei suoi nonni. La cerimonia di consegna del premio Fondazione Friuli Scuole ha offerto anche l'occasione per il lancio del bando dell'edizione 2024 del contest, rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado delle province di Udine e Pordenone, con una giuria tecnica dedicata. Il bando sarà pubblicato nel mese di giugno e sarà quindi perfettamente operativo con il ritorno in classe il prossimo settembre. Con questa premiazione consideriamo conclusa la fase sperimentale del bando per le scuole medie. Vi ringraziamo per tutti i contributi che avete dato e per averci convinto alla fine che il prossimo anno il bando lo apriamo a tutte le scuole. Dico bene, professor Piffer. Quindi tutte le medie potranno partecipare a questo concorso e ispirare la giuria nei giudizi e nella valorizzazione del lavoro che fanno. Il presidente di Fondazione Friuli ha ringraziato l'organizzazione di Friuli Storia, rappresentata dal direttore scientifico Tommaso Piffer, per aver collaborato alla realizzazione di una iniziativa importante per valorizzare la storia locale, fino addirittura a quella familiare, nel percorso di studio e di crescita dei nostri giovani.